Devo capire più o meno cosa fare. Ci sono tantissime guardie davanti a noi. Non abbiamo neanche qualcosa per attirare la loro attenzione. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Speriamo che questo baffetto venga davanti a noi. Niente, ma mi sa che è troppo complicato. Allora, dall'altra parte ci sono altre guardie. Niente, questo maledetto con questa lanterna continua a rompere le scatole. Ecco che... allora fanno praticamente un giro intorno a questa specie di abete. Vediamo che possiamo fare, dannazione. Vorrei farli secchi con le Silver Bailer. Vediamo se possiamo farlo. Attenzione, dobbiamo trovare solo esclusivamente il nostro momento giusto. Allora, eccole qui. Ecco che cambiamo riparo. Pronti al fuoco. Non vorrei farmi beccare. Ah! Beccato! Cerchiamo di uccidere anche l'altro. Dov'è? Perfetto! L'ho beccato attraverso l'albero. Benissimo, vediamo di continuare. Nascondiamo i cadaveri. Ok, grandi ragazzi. Vieni qui. Vieni qui, non vorrei farmi scoprire proprio adesso. Oh mio Dio, è davvero un rischio. Dai, 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 dai. Dai, tirati su, maledetto. Avanti, avanti, dovevo farlo. Mazza da baseball, importantissima. Ok, procediamo. Non vorrei che lo vedesse qualcuno. Non vorrei che lo vedesse qualcuno. Allora, dove possiamo nasconderlo? Nella fontana non si può. Vediamo se possiamo andare da questa parte. È un grosso rischio, ragazzi. Vediamo di continuare. Vai. Tirati su, pesante, eh? Mamma mia. Lanciamolo qui dentro. Ok, fortuna che sono riuscito a beccarla attraverso l'abete. Allora, continuiamo. Vediamo cosa c'è da questa parte. Allora, ci siamo inzuppati tutte le scarpe. Addirittura qui c'era un'altra fontana. Vediamo. Dobbiamo sempre continuare con la stessa calma. Vediamo un po'. Allora, analizziamo la situazione con calma. Ci sono due guardie, a quanto pare, una guardia sempre con il lucernaio, altre due piani ci sono, un piano superiore e un piano inferiore. Benissimo, vediamo di continuare. Allora, vediamo. Calma, abbiamo tanto istinto, non voglio sprecarlo. Attenzione, attenzione. Oh, qua c'è qualcuno che sta avanzando. Vediamo se è vero. Diamo un'occhiata. Perfetto, speriamo che non oltrepassi, come dire, il limite, maledizione. Allora, questo deve essere una specie di parcheggio. Forse possiamo ottenere l'accesso da quella porta, da quella specie di portone settecentesco davanti a noi. Però ancora siamo bloccati. Attendiamo il momento giusto, vediamo di continuare. Ok, vorrei... Maledizione, guardate dove se ne va quel ragazzone. Potrei fare saltare addirittura la tanica di benzina là vicino. Però... Oh! Calma, c'è un pelato dietro di noi. Siamo proprio circondati, maledizione. Siamo circondati. Non mi dire che si gira. Dannazione. No, no. Eccoci. Ok, procediamo. Adesso è il momento. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. Dai che ce la facciamo. Qui addirittura c'è. Che stanno facendo? Stanno scaricando le acque reflue. Vediamo un po'. Che stanno combinando. Vediamo. Spegni la pompa dell'acqua. Oh, facciamolo. Non so neanche cosa significhi, però facciamolo. Dai, può essere anche importante. Ok, procediamo da questa parte. C'è un'entrata. C'è un'entrata. Entriamo qui dentro. Mamma mia, vediamo cosa succede. Ok. Ecco che sta uscendo qualcuno. Ah, l'idraulico. Bel tronfio bastardo. Usciamo. Vediamo che cosa possiamo fare. C'è uno solo qui dentro. Vediamo se possiamo stordirlo. Andiamo, 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 andiamo. Vieni, bello. Prendiamolo immediatamente. Dobbiamo renderlo inoffensivo. Presto, presto, Hitman. Ottimo, ottimo. Andiamocene qui dentro. Dai, dai, dai. No, ci hanno visto. Ci hanno visto. Ci hanno visto. Ci hanno visto. Dai. 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 Maledizione. Maledizione, travestiamoci. Ecco che arriva. Eccolo. Mamma mia, scappiamo. Oddio, non so neanche cosa è successo. Si sono accorti di noi. Via, 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 via. Rientriamo all'interno dello stesso stato. Come dire, è stato ricercato. Non ho capito più niente. Che ci ha visto? Siamo stati così veloci. Maledizione. Forse doveva attendere lì dentro. Allora, adesso che abbiamo ottenuto questo travestimento, però possiamo fare qualcosa di diverso. Magari... sono gli idraulici questi. Avete detto che abbiamo accesso completo a tutto. Vediamo se è vero. Allora, vediamo se possiamo passare da questa parte. Ok. Qui ci deve essere appunto un'entrata. Speriamo che non ci siano altri idraulici. Hai controllato le armi? Sì, sì, Hai fatto rifornimento, eh? più di quanto riesca a portare. Ok. Ehi amico, come va? Ok. Perfetto, non so neanche dove sto andando, ragazzi. Cerchiamo di procedere. Andiamo, forza, forza. Oh mio Dio. Andiamo, mamma mia, non so neanche dove sono. Sono entrato. Calma. Non ne ho la minima idea. Allora, forse siamo qui, come dire, all'interno della residenza nemica. Vediamo se qua c'è qualcosa di importante. Siamo con il nostro abito da operaio. Calma. Calma.
Vediamo se possiamo salire al piano di sopra. Mamma... Ah, nasconditi addirittura con la scopa. Vediamo cosa c'è al piano di sopra. Dai, 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 che ce la facciamo. Vediamo. Eccoci all'interno della nostra residenza. Perfetto. Ok, eccoci qui, obiettivo completato. A quanto pare possiamo... Speriamo che ha salvato il gioco, spero che abbiamo ottenuto il checkpoint. Non vorrei ricominciare tutto da capo, mamma mia. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Magari possiamo... Allora, dobbiamo innanzitutto capire che cosa c'è qui dentro. Analizziamo la nostra situazione nel... come dire... Allora, vediamo un po' all'interno del nostro menu. Ci siamo infiltrati nel Blackwater Park, quindi probabilmente abbiamo salvato, benissimo. Allora... No, questa è una guardia, benissimo. Come va ragazzo? A posto? Grande. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Forse dobbiamo salire al piano superiore. Che succede adesso? Calma, non vorrei che mi vedessero. Perfetto. Oh mio Dio. Accedi all'attico di Dexter. Perfetto, deve essere al piano superiore. Vediamo se possiamo arrivarci. Dai, qui c'è l'ascensore. Andiamo, andiamo ragazzi. Dov'è l'ascensore, maledizione? Questo è fuori servizio. Perché non posso salire? Avanti. Maledizione. Che succede? Come faccio ad accedere all'attico? Vediamo. Allora, perfetto, l'accesso all'ascensore richiede una scansione della retina del capo della sicurezza dell'edificio. Non sarà semplice. Forse c'è, come dire, la Hey for Hey. Perfetto, per accedere all'ascensore abbiamo bisogno necessariamente del capo della sicurezza. Allora, innanzitutto con il nostro completo possiamo essere sicuri di vagare qui intorno come ci pare e piace. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Ok, abbiamo bisogno dell'analisi della retina del nostro caro, come dire, avversario, ovvero del capo della sicurezza. Bene, vediamo cosa possiamo fare. Innanzitutto capiamo cosa c'è qui. Allora, un travestimento, vediamo cos'è innanzitutto. Vediamo un po'. Bene, vediamo di capire qualcosa di più sul nostro travestimento. Allora, vediamo un po'. Allora, questo uniforme indossato dal receptionist di Blackwater. Attenzione che ho visto entrare qualcuno. Oh! Calma, dovevi entrare proprio adesso, maledizione. Raccogliamo nuovamente la nostra tenuta di idraulico. Presto. È entrato proprio adesso, proprio neanche mi sono cambiato. Andiamocene via, questo ci ammazza. Ok. Allora, abbiamo steso un recepzionista senza che neanche lo sapessi. Calma, che qui c'è tutta la troupe della polizia. Stiamo sconfinando. Forza la serratura. Forza lo scanner della retina. Benissimo. Allora, forse ci serviva quell'abito da recepzionista. Dobbiamo entrare qui dentro e forzare la serratura. Bene. Ok, vediamo di far uscire queste guardie. Bene, saranno tutte allertate per quello che è successo là in fondo. Allora, vediamo cosa troviamo da questa parte. Bene. Vediamo un po'. Benissimo. Mi sa che non possiamo entrare qui dentro neanche con la nostra uniforme da, come dire, da recepzionista. Dobbiamo trovare un'altra via. Qui addirittura c'è, come dire, una specie di grata. Vediamo di entrarci, vediamo cosa possiamo fare. Allora, bene, la via di mozzicone di sigaretta, mi sa che siamo completamente a secco. Vediamo, sbirciamo in sicurezza. Questa è la sala appunto che abbiamo visto prima. Ok, scendiamo da questa parte, vediamo cosa ritroviamo. Ok, usciamo, avanti. Ok, stiamo, come dire, sconfinati. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Diamo un'occhiata, questo è completamente un deposito. Vediamo, questo appunto deve essere il deposito, come dire, del nostro hotel. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Un coltello, questo è davvero molto più importante. Ecco che si sta avvicinando qualcuno. Vediamo chi è. Dannazione, una guardia. Vediamo se possiamo attirarla qui dentro. Bene, ok, eccola. No, sono più di una. Scherzavo, stavo scherzando. Maledizione, via. Ok, allora, addirittura ci sono delle cure mediche. Niente, dobbiamo trovare un'altra uscita. Vediamo un po'. Vediamo da questa parte. Oh, attenzione che c'è qualcosa. Bobina di pellicola? No, credo che il coltello sia molto più interessante. Vediamo un po', ci devono essere altri uomini da questa parte. Vediamo, attenzione. Vediamo un po'. Bobina di pellicola? Forse mi è venuta un'idea. Forse quella bobina di pellicola serve a qualcosa. Forse andremo a proiettare un film, qualcosa del genere. Oh. Non sappiamo cosa sta succedendo o chi sia il responsabile. Tranquillo amico, sto solo facendo il mio lavoro. Perfetto. Era, come dire, un oggetto passivo. Forse possiamo utilizzarlo. Vediamo un po' se possiamo entrare qui dentro. Diamo un'occhiata. E accendi il proiettore. Perfetto. Diamo un'occhiata. Vediamo un po', una bella proiezione. Warning. Addirittura speriamo che le guardie si interessino di questo, come dire, di questa proiezione. E attendiamo che, eccole. Non mi dite che tutte adesso si avvicineranno verso questo punto. Vediamo un po' se è vero. No, stanno cercando qualcuno. Controllare il perimetro. Ok. Vediamo se possiamo entrare qui dentro. Con calma. Maledizione, sono troppe. Dai. Stanno andando tutti dal film. Dai, andate ragazzi.
andate che io forzo la serratura dello scanner, presto. Ottimo lavoro, pirata informatico, grande. Allora cerchiamo di ottenere vantaggio dalla nostra grande, come dire, dal nostro ascensore. Adesso la nostra retina sarà adatta, quindi idonea. Cerchiamo di aprire la porta, forza, andiamocene via, squagliamocela. Guardate però che figo con questi guantoni, come dire, da sturatore di tubature. Mamma mia, dannazione, ma quanti piani sono? Ah, addirittura c'è la lancettina. Mi sono sempre piaciute queste lancette negli ascensori. Ok, eccoci finalmente. Non è che ho fatto un gran punteggio, ovviamente. Premiamo il pulsante, andiamocene via. Ok, ovviamente la zona, cioè ho affrontato tutto in maniera così rapida. Ho affrontato il tutto in maniera così rapida che non me ne sono neanche accorto dove sono arrivato o dove andavo. Allora, qui abbiamo Will Smith di Men in Black. Mr. Dexter, ha messo fuori uso la telecamera dell'ascensore. Sta arrivando. Ehi, signore, sai, dicono che la ricchezza sia un fardello pesante. Beh, è un peso che non mi spaventa, anzi, ti dirò. Porca troia! Sì! Questo è davvero un bel mucchio di grana ed è nostra, cazzo! È mia! Tieni, comprati un rossetto. Cavolo, sono davvero un sacco di soldi. Pronto? Cosa? Cazzo! Ma mi prendi per il culo? Cosa ci vuole per ammazzare quel figlio di puttana? Lo voglio morto, ora! Uccidetelo subito, avete capito? Pensate di potercela fare? No! Ovvio che non potete farcela perché siete un branco di fighette! Devo sempre fare tutto io, cazzo! Calma, tesoro. Porca puttana! Va tutto bene. No, che non va bene! Il cazzone pelato sta venendo a rompermi il culo! Fa il culo! Merda! Layla è in grado di fermare chiunque. Sai, forse potresti avere ragione. Conto su di te. Vieni, Angioletto, andiamo. Conto su di te. Ci penso io. Molto bene. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Grazie a Dio! Finalmente, Cristo! Sono così stupido! Non è il numero 55 al 22esimo piano! Sono il numero 22 e il numero 25! Il numero 55 al secondo piano! Cristo! Cosa mi succede, eh? Sono dislessico? Oh, semplicemente stupido! Forse sono solo stupido! Ecco cosa direbbe mia madre! Stupido! Dovrei farmi visitare? Forse dovrei davvero! Esiste un test per la dislessia! Wow, quella è una pistola! Che figata! Wow! Poveraccio! Mamma mia! Ehi, è solo il tizio Chi ha del ordinato il sushi. È sushi? stata la signorina Stock. Cristo, raccogli il sushi e portalo subito. Bene, ci siamo salvati per un pelo, mamma mia. Allora, Layla deve essere appunto una spina nel fianco per tutti e probabilmente potrebbe essere l'unica ragazza che potrebbe farci fuori. Allora, a quanto pare ci ritroviamo nelle tubature, come dire, anzi nell'impianto elettrico della nostra residenza, Blakewater. Allora, cercheremo di affrontare, come dire, la nostra avventura all'interno dei prossimi gameplay. Ci stiamo, come dire, stiamo arrivando sempre più vicini al nostro bersaglio e credo che la storia si sta facendo sempre più avvincente. Quindi fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un voto o un commento. Ciao a tutti, ragazzi!